E buongiorno a tutti, benvenuti ad una nuova live di Reni Retro. Salve a tutti, buon lunedì, buon inizio settimana. Oggi è il 10 febbraio 2025, sono le 11 e 14 minuti. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Allora, cosa dobbiamo fare durante questa live? Allora, innanzitutto volevo fare delle rettifiche su degli errori. Salve Michele, buongiorno, come sempre il primo a connettersi alla mia live. Stavo dicendo cosa dobbiamo fare. Innanzitutto dobbiamo fare diciamo, un'errata corrige a delle informazioni che ho dato nella mia ultima live, diciamo esatte fino a un certo punto, quindi volevo rettificare un po' quello che avevo detto, riprendere l'argomento della simbologia e quindi di tutto ciò che era scritto anche davanti ai masterizzatori ed ai lettori ottici degli anni 90 che noi compravamo insieme ai vecchi PC, e ovviamente, datosi che la rubrica è proprio quella del tear down, dovremo fare il tear down di questo PC. Io sono andato a cercare qui dietro, vedete, anzi me li avvicino, questi porta CD. Tra l'altro questo è storico perché il negozio mi sembra che non c'è proprio più, si chiama Exit Point, ok? Quindi sono andato a cercare diciamo i miei porta CD proprio per farvi vedere delle testimonianze proprio fisiche di quello che io vi ho raccontato nella scorsa live. Io ero sicuro di averli, effettivamente poi li ho cercati e eccoli qui. Questi sono, diciamo, i miei 3 porta CD con cui io andavo in giro a fare il sistemista. All'epoca ancora era nei primi anni 2000, io facevo soprattutto assistenza ancora su Windows 2000 e qualche PC con Windows XP, quindi diciamo prima che io diciamo mi dedicassi al ramo più sistemistico, quindi lato server, prettamente solo, perché prima io gestivo un centinaio di server, eccetera, all'interno di grandi e grandissime società, e già da quando nacque Windows NT 4.0, quindi diciamo che erano già anni. Io mi fa piacere ricordare con affetto il fatto che i miei capi di allora ebbero fiducia in me e mi diedero da montare quello che fu il primissimo server arrivato in azienda con sistema operativo Windows NT 4 server, e quel server arrivò, siccome per un errore, non so se per un errore d'acquisto, perché non penso per risparmiare, perché all'epoca di soldi se ne spendevano tantissimi e quel server costava un sacco di soldi, quindi diciamo che diciamo, l'assemblaggio e l'installazione forse era diciamo, una voce molto piccola diciamo, della fornitura del server stesso, forse una mancanza o di chi ha fatto diciamo, l'offerta che poi venne accettata e venne fornito il server, o di chi poi ha dovuto approvare l'acquisto, non lo so. Qualcuno lì c'è stato un qualcosa che non ha funzionato, quindi arrivò questo server completamente smontato, cioè la scheda RAID da una parte, i processori dall'altra, la RAM dall'altra, il case con già la scheda madre dentro, con già diciamo tutti i bay per contenere gli hard disk, poi gli hard disk scasi da un'altra parte con i cassettini, perché all'epoca già si usavano i cassettini removibili, quindi diciamo ci fu un bel lavoro da parte mia, che venivo ovviamente ad aver già smontato, rimontato e modificato e ampliato all'inverosimile il mio Amiga 4000, e quindi le periferiche. Alla fine un saluto di vero cuore a Luca Cusani, che si è appena connesso alla nostra live. Andate a seguire Luke 74 Channel. Ciao Luca, benvenuto. Anche oggi farò un tear down. Questi io tra un po' li considero retro computer, perché su questi PC tra l'altro mi porto sempre dietro, ecco, qualche cimelio per far vedere che queste macchine sono vecchie,
proprio perché oltre a contenere l'unità ottica contengono anche l'unità floppy, quindi diciamo che si possono considerare, diciamo, siamo un po' borderline, però anche questi con Windows 2000, Windows XP, quello che ci troveremo qui sopra, diciamo, sono già più di 20 anni diciamo, che sono uscite sul mercato, quindi diciamo con diciamo, un minimo di elasticità si possono considerare anche queste retrocomputing come i nostri affezionati retrocomputer, che possono essere quelli della, della serie Commodore Amiga o quantomeno Atari o tanti altri, Spectrum e tanti altri che sono considerati proprio di fatto retrocomputer. Adesso addirittura ovviamente i computer con processori 8086, 8088, 386, 486, Pentium, i primissimi Pentium, non i Pentium 2, Pentium 3. Questo dovrebbe essere tra l'altro un Pentium 4 dall'etichetta che c'è qui davanti. Quindi io già ho fatto vedere che ho tantissimi Pentium 3, ho diversi Pentium 2, quanto mi piacevano i processori Pentium 2 slot 1, lo slot che stava su scheda madre che ospitava i Pentium 2 si chiamava slot 1 ed era uno slot a pettine come possono essere gli slot PCI, gli slot ISA o gli slot Zorro di Amiga, insomma uno slot a pettine come lo slot di espansione dove si mettevano le cartucce del Commodore 64, insomma uno slot del genere conteneva il processore, poi ovviamente sia prima che dopo, quindi fu un periodo di transizione quello del Pentium 2 con lo slot 1, perché poi sia prima che dopo, sia con i processori serie Pentium normale che c'erano i processori con i piedini sotto, poi i Pentium 4 tornarono ad essere processori, solo processori con i piedini, quindi senza schedina, senza pettine, diciamo c'era proprio lo slot per il processore, proprio il quadratino dove andare a incastrare il processore. Poi andando sempre più avanti con la serie I, la Intel ha tolto i piedini dal processore e i produttori di schede madre hanno messo i piedini, diciamo i contatti, direttamente su scheda madre, quindi in negativo se vogliamo dire. Allora, quindi vedete che io qui ho messo un'immagine di alcuni masterizzatori, eccola, qui, sono dei masterizzatori dell'LG dove potete leggere alcune sigle. Allora, innanzitutto devo correggere un errore che ho fatto l'altra volta, perché i CD-ROM, i CD normali, i CD, erano solo di tipo CDR, diciamo, eppure i CD riscrivibili, almeno a mia memoria, erano soltanto CD-RV, quindi non c'erano i meno RV, i più RV. Mentre per i DVD, vedete questo è un TDK 6x DVD meno RV, si cominciò ad avere il problema dei CD riscrivibili che siano in positivo o in negativo. Questo è un CD meno RW, mentre ci sono anche dei DVD più RW. Ora, non tutti i masterizzatori riuscivano a scrivere su tutti e due i tipi di supporto, quindi bisognava andare a comprare il supporto vuoto compatibile con il proprio masterizzatore. Allora, lì sopra mi volevo soffermare, a parte che vedete che c'è quello in basso che ha la scritta, diciamo il logo che un po' conosciamo, chi è dell'ambiente un po' lo conosce, che è quella B con quel baffo. Io adesso ve la ingrandisco questa immagine fino a che posso, vedete? Allora, sopra c'è scritto Super Multi Blu. Io perché sto senza occhiali e quindi allora Super Multi Blu vuol dire che quel masterizzatore leggeva anche Blu-ray, ok? Quindi quel masterizzatore, il primo in alto che vedete, Super Multi Blu, legge sia Blu-ray disc, come vedete il simbolo del Blu-ray, il B con il baffo, diciamo, chiamiamolo così, quello è il simbolo del Blu-ray, Blu-ray disc, diciamo, scrivibile, riscrivibile, masterizzato, chiamiamolo così, ok? E anche quello sotto supporta i Blu-ray. Tra l'altro quello sotto dovrebbe essere, ma anche non so se quello sopra e quello sotto
dalle scritte non si capisce, però dovrebbe essere anche un masterizzatore Blu-ray. Tra l'altro questi masterizzatori Blu-ray non sono andati per niente. Io ce n'ho un informatico al bar, prende il caffè corretto al rom. Le battute di Luca Cusani, mi fa tanto piacere seguire le sue live proprio perché lui ha quella marcia in più che manca, diciamo, io parlo per me, manca a me, diciamo, io non sono un bravo, diciamo, presentatore, diciamo, non so intrattenere come fa Luca, che poi soprattutto quando fa le live multi-ospite, quelle sono veramente bellissime da vedere. Poi sono bellissimi i video che pubblica lui, si mette, li monta, con, diciamo, sono dei video veramente che meritano di essere andati a vedere. Quindi andate e quando trovate, iscrivetevi ovviamente al canale e attivate la campanella. Quando vedete che ci sono live multi-ospite, non ve la perdete quella live, perché è veramente qualcosa che poi rimane, ok? Detto questo, volevo continuare a dire, vedete, Blu-ray disc, io ho di là un masterizzatore serialata che masterizza pure i Blu-ray, ma ne ho masterizzato solo uno in vita mia, di Blu-ray, forse perché costano un po' troppo, non lo so, i supporti vuoti ancora oggi, che non vanno quasi più, eppure costano. Volevo sentire se... No, non scatta la live perché sto facendo una pazzia, mentre sto in live sto spostando 580 giga di dati da un hard disk interno al mio PC a un hard disk di rete, a un NAS. Quindi, cioè, ho paura poi che scatta la live. Comunque andiamo avanti. Allora, accanto a Blu-ray disc c'è scritto HD DVD ROM. Quindi in questo caso invece è sicuro che se uno mette un HD DVD dentro questa unità, l'unità sarà in grado di leggerlo, però non di scriverlo. ROM ovviamente significa Read Only Memory. Ok, gli HD DVD sono, allora, questo è un floppy, ok? Ve lo avvicino. Leggete un po' lì. BASF 2 HD extra. Io voglio che questa maledetta camera lo metta a fuoco. Oh. Ma non ci doveva avere a macro. Oh. Allora, BASF DOS formatted 2 HD. Allora, il significato dell'HD DVD ROM è lo stesso che aveva per questo floppino, cioè High Density DVD. Quando uscì diciamo, il Blu-ray disc, quasi nello stesso periodo, fecero uscire anche dei supporti che si chiamavano HD DVD, che erano diversi dai DVD double layer, ok? Perché noi siamo abituati ad avere i DVD normali, i DVD dual layer, DL, che diciamo avevano due strati di supporto uno sopra l'altro e quindi erano, diciamo, il doppio della capacità, cosa che si è ripetuto anche con i Blu-ray. E poi vennero messi sul mercato, nessuno, io non ce n'ho neanche uno, però vennero messi sul mercato questi HD DVD, cioè DVD ad alta densità, molto più capienti, mi pare che erano addirittura 4 volte la capienza di un DVD standard da 4,7 GB, ok? Però questi supporti, vuoi perché si sviluppò il Blu-ray disc, quindi il 4x4 16, l'HD DVD costava un sacco di soldi ed era magari quasi 16-17 giga, il Blu-ray disc, quello normale, era 25 giga. Quindi diciamo già per motivi di capienza i Blu-ray, considerando il costo dei supporti e dei masterizzatori, avevano prezzi abbastanza proibitivi. Già all'epoca era molto più conveniente e sicuro effettuare il backup su hard disk. Anche questo, anzi questo è del tutto vero. Allora, all'epoca, oltre a questi masterizzatori che stavano uscendo e uno si doveva comprare sempre a sa cambiarsi unità e leva quella IDE, metti quella serialata e leva quella là perché non legge i DVD e metti quella con i DVD e poi leva quella con i DVD, metti quella con i Blu-ray, era diventato un problema, anche perché poi scendevano di prezzo in una maniera incredibile e quindi invece in quel tempo stavano scendendo di prezzo le periferiche USB,
Universal Serial Bus. La USB, ragazzi, volenti o nolenti, ha rivoluzionato l'informatica. Vuoi perché l'avevano messa un po' dappertutto, sia sui Macintosh che avevano anche la Firewire, però cominciavano ad avere anche l'USB sui PC, e poi le periferiche USB cominciarono ad aumentare a dismisura, ok? Oltre alle varie pennette che magari ancora costavano un po' di soldi perché erano memorie a stato solido, gli hard disk potevano, con un'interfaccia da pochi euro, addirittura io mi ricordo, non so mo se blocco tutto, guarda, per prendere sto coso, guardate, questo è un disco serial ATA, ecco, lo sapevo, mi si è impicciato tutto qua, però la copia mi sembra che sta andando perché ho mosso dei cavetti. Fatemi vedere se la copia sta andando, che è la cosa che mi interessa di più. Manca un'ora, 180 giga mancano, va bene. Sta continuando a copiare, va bene. Allora, questo è un disco serialata da 2,5 pollici interno per PC portatile, vedete? Connettore serialata. E questa è un'interfaccia che io mi pare che pagai 8 euro, vedete? Vedete? Questo qui c'è il ledino che si accende di azzurro, si accende di azzurro, mi vedete ancora? Sì, scrivetemi se mi vedete ancora. E in questa interfaccia si potevano mettere in modalità removibile gli hard disk, e qui c'è la presa USB 2.0, questa è la presa USB, io il cavetto ce l'ho qui, e io quindi per leggere qualsiasi disco da 2 pollici e mezzo serialata lo metto qui dentro, attacco il cavetto e così lo leggo. E questa costava pochissimo, ma già all'epoca, non è che costa pochissimo oggi, questa ci avrà 10 anni questa interfaccia, almeno 10 anni. Comunque se ne vendevano tantissime, io già in altre live di Teardown ho fatto vedere, c'era un cavetto che aveva da una parte l'IDE dell'hard disk interno, che è l'IDE più grande, poi c'era l'IDE dell'hard disk interno, questo qua, però non serialata, in questo caso era serialata, ma per farci capire, insomma, c'aveva. Questo è un disco IDE da 2,5 pollici, quelli che stavano dentro Amiga 1200, Amiga 600, c'avevano sta crocco dentro, sto scatolotto, magari non Toshiba. Comunque questo è l'IDE piccolo, poi c'era l'IDE grande, che l'abbiamo visto l'altra volta. Vedete, questo è un hard disk interfaccia IDE ultra ATA grande, questo è quello piccolo, vedete, quindi il connettore è completamente diverso, vedete, è molto più piccolo il connettore dell'hard disk da 2 pollici e mezzo rispetto a questo da 3 pollici e mezzo. E poi c'era il serialata, e questa interfaccia andava bene per tutti i tipi di hard disk voi volevate collegare all'USB. Il prezzo degli hard disk diminuiva, quindi il prezzo a megabyte, a gigabyte, quello che volete, diminuiva sugli hard disk. Poi gli hard disk erano scrivibili, cancellabili, quante volte volevi. I supporti ottici no, i supporti ottici molto spesso erano scrivibili una volta sola. I DVD normali, quindi non questi RW, che tra l'altro erano molto lenti, questo è un 6x, ma noi per scrivere un DVD a 6x mi pare che ci volevano 40 minuti, invece gli hard disk per scrivere 4 giga e 7 ci mettevano 2, 3, 4 minuti, cioè era completamente, pure con l'USB 2 parliamo, quindi con l'USB 3 abbiamo raggiunto proprio l'apoteosi, quindi l'USB 3 infatti per questo è una periferica standard ed è diventata universale per i cellulari, perché è una periferica molto veloce, riesce ad alimentare questi hard disk che tra l'altro vanno a sparire. Piano piano che diminuiscono i prezzi delle memorie a stato solido, è ovvio che gli SSD prenderanno il posto di questi vecchi hard disk meccanici, e quindi io che ce n'ho 2 armadi pieni di hard disk meccanici, vabbè, saranno un bel ricordo, però non serviranno più a niente, anche perché gli hard disk a stato solido saranno molto più rapidi nel travaso dei dati e molto più, diciamo, tra virgolette, dureranno molto di più, cioè è tutta un'altra tecnologia completamente diversa quella di scrivere in modo magnetico i dati su dei piatti che girano piuttosto che quella che scrivere su delle memorie. Quindi il futuro sarà degli SSD. Per adesso ancora i grandi,
diciamo grandi quantità di dati, se uno ha bisogno di memorizzare grandi quantità di dati, ci sono hard disk singoli da 24, ho visto, mi sembra, non mi ricordo dove, ma addirittura ho visto uno da 36 terabyte, singolo hard disk, quindi stessa grandezza di questo, quindi stessa identica grandezza di questo da quant'era? 60 giga, stessa grandezza di questo da 60 giga, cioè da 36 terabyte, stessa identica altezza, ovviamente serialata, qui non IDE, ma serialata, da 36 gigabyte, mi pare costa 1000 euro, però diciamo l'hanno fatto. Ora, quelli che uso io invece sono quelli piccoli così, che io mi ricordo ancora, io ho quello dell'Amiga 600 che sta ancora dentro l'Amiga 600, che è 40 megabyte, stessa identica grandezza, stesso così, e poi ho tutti questi esterni che già vi ho fatto vedere l'altra volta, questi per intenderci, questi sono 5 terabyte e dentro il disco è uguale, identico, della stessa grandezza, e sono da 5 tera. 5 tera. Buongiorno Andrea, un saluto a tutti veloce perché sono al lavoro. Grazie di essere passato, mi fa piacere. Stiamo parlando un po', ecco, della simbologia. Andiamo avanti. Quindi gli HD DVD sono usciti, non hanno avuto per niente successo e quindi diciamo hanno fatto delle unità che li potevano leggere, però hanno lasciato il tempo che trovano. Quindi gli high density DVD, punto, finito, non c'è nient'altro da dire. Leggete lì M-Disk, Modisk, su quello centrale di masterizzatore. Allora, Modisk, che cos'è questa Modisk? Modisk, allora, si era rivelato necessario all'epoca fare dei supporti scrivibili che si potesse garantire a vita. Che vuol dire a vita? Perché un supporto dice mi si rovina, oddio, io quello che ho scritto qua dentro non lo leggo più, oppure... Allora, questi supporti non potevano essere ufficialmente garantiti a vita, perché ovviamente erano soggetti al decadimento normale di tutti i supporti, di qualsiasi supporto. Io è pure vero che io ho un sacco, queste sono audiocassette registrate, ma che si sentono benissimo. Io sto pubblicando adesso tutta la mia collezione, già l'avevo pubblicata su, diciamo, Mixcloud, però adesso me la sto pubblicando pure sul mio canale YouTube. Vedete, queste sono audiocassette, funzionano ancora queste audio, funzionano quelle che vendevano in edicola per il Commodore 64, per il Sinclair Spectrum, diciamo per tutto. I floppy funzionano ancora questi, un sacco di gente ancora li usa, i floppy, sia per Amiga, soprattutto per Amiga o per Atari o per qualunque altra cosa, e funzionano ancora questi, che ne prendo uno per esempio. Funzionano ancora questi, che sono i dischetti del Commodore 64, ok? Funzionano, non è che non funzionano, e lì c'era scritto garantiti a vita, lifetime warranty. Però questa società si era specializzata in supporti ottici garantiti a vita e li chiamò M-Disk, ok? Questi supporti erano di un materiale particolare, non potevano essere masterizzati come se fossero dei comuni DVD, ok? E quindi avevano bisogno dell'unità ottica che vedete, no. Guarda, no, non riesco a fare niente. Io con lo speculare non ci riesco. Vabbè, sto stupido. Cioè, c'ho proprio quella cosa qua dentro. No, questo qua. Questo qua. Allora, qua leggete Modisk. Vedete? È strano perché allo specchio è un casino. Vabbè. Allora, quindi il supporto Modisk, M-Disk, che Modisk lo chiamò la LG mettendoci quella, diciamo, quella chiocciola, chiamiamola così perché è un avvolgimento a chiocciola, quello ti dava la sicurezza che se tu compravi un supporto M-Disk, quel materiale era in grado di scriverlo, e quei dati registrati sopra il supporto M-Disk, grazie a questa società che li aveva distribuiti, erano garantiti a vita. Tra l'altro questo di sotto c'è scritto HD Rewriter. Eh sì, allora quello sotto invece riesce anche a scrivere
gli HD DVD. Quindi quello sotto, diciamo, è il più completo di tutti, perché vedo che c'è il simbolo Blu-ray, c'è il Modisc, gli manca però una cosa che sta nell'ultimo in basso. Allora, tra l'altro comincia a sfarfallare la scheda video, oppure, ah no, stiamo abbastanza alti di temperatura, però il processore non è che lavora chissà quanto, boh, comincia a sfarfallare la scheda video, il processore al 20%, boh, vabbè, andiamo avanti. Allora, buongiorno a tutti, ok, questo l'ho letto. Allora, sotto in basso, accanto al Light Scribe, che adesso ci arrivo, c'è un simbolo che dice Secure Disk. Secure Disk. Che cosa significa Secure Disk? Allora, Secure Disk era un'altra tecnologia che supporta anche il software più famoso di masterizzazione al mondo, che è Nero Burning Chrome. Nero Burning Chrome è un sistema di rendere sicuri contro accessi indesiderati i dati scritti su un supporto ottico. Ok, ovviamente quei dati scritti con nero per aprirsi dovevano avere una chiave di criptazione, un encryption key. Ok, quindi veniva inserita all'interno del supporto ottico una chiave che andava a criptare i dati. Senza quella chiave, diciamo, il supporto non era leggibile. Allora, il problema era che bisognava avere un'unità che supportasse questa Secure Disk, sia in lettura che scrittura, ovviamente, perché se uno andava a provare a leggere un supporto masterizzato con il Secure Disk su un'unità che non aveva il Secure Disk, non si leggeva niente, risultava tutto pieno il supporto, ma come se fosse vuoto. Quindi diciamo anche questa tecnologia Secure Disk, sempre per mettere la sicurezza ai dati, la NASA, ma chi l'ha usata sta tecnologia? Ma parliamo se chiaro, ma non era più facile fare un RAR con password e masterizzare direttamente un RAR con password? Oddio, se uno voleva fare un DVD video, magari lì ci mettevi il Secure Disk e quindi quel DVD con un video dentro non lo leggevi se non su un lettore con Secure Disk, con tanto di software Secure Disk, e quindi te lo rendeva leggibile. Quindi era un po' troppo macchinoso secondo me, ed anche questa tecnologia non ebbe per niente successo. Quindi diciamo che ci sono state tante tecnologie che noi non capivamo neanche che caspito volevano dire, che però poi non ebbero grande successo. Poi con diciamo il proliferare degli hard disk USB, delle pennette USB che diventarono molto più comode per trasferire grandi quantità di dati da un computer all'altro, ma poi adesso c'è addirittura un'altra cosa, il cloud, cioè se uno deve trasferire grandi quantità di dati non ti affidi neanche più né alle pennette né a nulla, cioè devi trasferire grandi quantità di dati, utilizzi gli hard disk direttamente o il cloud, cioè quindi diciamo che sono tutte tecnologie purtroppo che sono andate a sparire. Allora, detto questo, dobbiamo fare la prova di questo PC che vedete. Allora, ho levato la nomenclatura, poi se trovo qualche altra cosa da dirvi, ma qui questo c'è scritto DVD-ROM, questo è della Sony, addirittura poi questo me lo tengo perché è bellissimo questo masterizzatore della Sony. E qua è un DVD-ROM, no, questo è DVD, sia DVD che CD-ROM, cioè questo non masterizza niente, è solo un lettore multiplo tra DVD e CD. Detto questo, ma sì, mettiamo grande questa, vediamo se sì. Allora vi ho messo un po' grande, forse pure troppo grande, rimpiccioliamo un po', ecco, la mettiamo così. Che è successo qua? Ok, sembra che va, sì, ok, voglio vedere se sì, sembra che la diretta continua ad andare. Allora io provo ad attaccare questo PC. Oh, sono tutti PC che stanno fermi, così come li vedete, da almeno dal 2014, ma molti stanno fermi ancora da prima, Allora, corrente attaccata, il tastino 01 non c'è sull'alimentatore,
proviamo. Oh, qualcosa è successo, come vedete, LED rosso, LED verde, pure questo del masterizzatore si è acceso. Oh, Nvidia GeForce 4. Oh, qui sta succedendo qualcosa. Ma dimmi te. Ecco, è partito direttamente nel BIOS. CPU Speed Manual 2004. Boh, che ne so. 2004. Allora, lasciamo tutto in automatico, vediamo che succede, va. Il Maxtor lo vede, dovrebbe essere 80 giga, DVD, plug and play OS, sì. Sicuramente ci sarà un sistema plug and play, mica c'è MS-DOS qua sopra. E andiamo a vedere, va. Ovviamente le batterie tampone sono tutte quante scariche, quindi niente. Allora, andiamo a vedere che succede. Nvidia GeForce 2004, Intel CPU 1, 1 giga e mezzo di RAM. Porca miseria, 1 giga e mezzo di RAM. C'ha pure parecchia RAM. Ecco, errore di Windows XP. Avvia Windows normalmente. Windows XP Professional, quindi senza manco il Service Pack, perché quello con la scritta non c'ha neanche un Service Pack, perché col Service Pack 1 Windows XP avevano levato questa scritta Professional. Qualcosa sta succedendo. Oh, ha caricato Windows XP. Come quell'altro, vedi lo sfondo di Windows XP. L'istruzione ha fatto riferimento alla memoria. La memoria non poteva essere read. Questo è un classico errore di Windows. Aspettate che voglio rendervi migliore la visuale andando a configurare il video come l'altra volta, così potete magari leggere, magari è troppo, ma nitidezza. Andiamo più su qua, nitidezza. Qui ho esagerato. Vabbè, la memoria non poteva essere read. Ok. Forse è pure il mio. Allora, andiamo a vedere. Qua che è? Error. Non si muove più niente qua. C'ha qualche problema, eh? Eccola, si è riavviato. Ho parlato troppo presto, qui c'è qualche problema grosso, secondo me. Vediamo un po'. ACPI ARME Asus P4 PE-X, la famosissima P4 PE-X. La P4 PE fu una famosa scheda madre dell'Asus, bisogna dirlo. Vediamo un po' se riparte Windows XP. No, sì, addirittura schermate blu. Andiamo a vedere come stiamo messi, va. Smontiamo sta crocco che sicuramente ci avrà qualche problema. E vabbè. Smontiamo la crocco e vediamo se facciamo il tear down che cosa troviamo qua dentro. Allora, tutto pulito. Figo. Allora, vediamo se puzza del bruciato, non mi pare che ce n'è. Allora, condensatori arrivati, scheda video, niente, scheda video AGP, processore Pentium 4, hard disk IDE, masterizzatore lettore IDE, floppy, e questo c'ha 1, 2, 3, 4, 5 slot PCI normale e lo slot AGP, e poi c'ha 3 banchi di RAM, di cui 2 occupati, 2 popolati e 1 niente. Vediamo se può essere la RAM. Io gli vado a levare un banco di RAM e vediamo cosa succede. Gli ho levato un banco di RAM, tanto c'avevo 1 giga e mezzo di RAM, ma proviamo a vedere se era la RAM, va.
Ho tolto un banco di RAM, vediamo se era la tante volte quando fa quegli errori così è la RAM. Vabbè, ovviamente ora riandare un'altra volta nel BIOS. Partire, riparte correttamente, eccolo qua. Allora, io faccio sempre 2004, va bene così, vai. Exit, save, change, se vai col tango, vedete qui sotto i LED li potete vedere tranquillamente, anche se mi sfarfalla la scheda video, mannaggia, e vabbè, niente, si è resettato, ma avvia Windows normalmente, vediamo un po', niente, 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 niente. Ora gli levo questo. Capita, per levare sto banco è un disastro, tocca levare prima la scheda video, pensa un po'. È facile quando non te ne frega niente del PC, se si scassa, se non si scassa, levi, metti, non tocchi la massa. Leviamo questa, la mettiamo da un'altra parte, rimetti questa. Non tocco la massa. Come dice Marco Valleggi, lui la tocca la massa, io non mi frega niente, tanto è roba che se la butto è meglio, perché se non la butto mia moglie mi caccia di casa, giustamente, perché se comincio a tenerli tutti, già l'altra volta ne abbiamo tenuto uno perché funziona perfetto di PC, non mandava di buttarlo quello, però se cominciano ad avere problemi, vediamo così, va, senza neanche staccare la corrente, ma io non sto vedendo più, mi erano scomparsi i cosi. Una cosa, Renato, per trovare le cassette di Mr. Charlie, specialmente la 32 e la 30, un disastro è Mr. Charlie. Charlie so che ce l'aveva stesso lui, Charlie De Sena, devi andare da lui e gli devi chiedere, purtroppo. Avvia Windows normalmente, vediamo un po'. Ecco, mo sta a partire. Vediamo se parte. Perché se parte cambiamo, prendiamo un'altra RAM compatibile da lì. Eccoci qua, Windows XP. Oh, mo vedi che è veloce. Quindi era la RAM. Allora, andiamo a vedere innanzitutto. Ok, non inviare. Non inviare, non rompe le palpebre. Proprietà. Allora, Pentium 4 CPU con 1 giga di RAM, 2 GHz e 40 il clock. Vabbè, vediamo un po' l'hard disk. Allora, hard disk di sistema C, proprietà. Tutto vuoto, è da 80 giga e c'ha praticamente 78 giga liberi. C'è installato solo il sistema operativo qua sopra. Ottimo. Eh sì, programmi, poca roba. WinMX c'è installato nero, ovviamente DVD Decrypter, come vedete DVD Decrypter, Cyberlink Power DVD, vabbè, questi sono tutti programmi che adesso con VLC facciamo tutto, ma all'epoca per vedere i DVD, anche quelli originali, ci serviva Power DVD. Power DVD. Allora, ArcSoft Photo Studio, e poi c'è tutto Office. Qui che Office è? 2005? No, Office XP. Vabbè, Windows XP con Office XP. Questo si potrebbe pure aggiornare, quasi quasi. Voglio fare una cosa. Allora, guardate come funziona bene sto PC. Spegni computer, spegni. Voglio provare a metterci quell'altra da 1 giga, che c'avevo qua, c'avevo una RAM da 1 giga, se non mi ricordo male. Andiamo a prendere lo scatolotto con le RAM. Qui ce n'era una da 1 giga. Ai 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 ai.
Allora, questo è lo scatolotto con le RAM che sono tutte uguali. C'era scritto 1G, questo di sicuro no. Vabbè. Se le butto per terra si rompono, sì. Questa mi sa che era proprio questa che ho buttato per terra. Fammi vedere. Allora, apriamo qua, tanto due ce ne voglio unite, non di più. Già che 1 giga era abbastanza veloce, Comunque, ok, andata. Vediamo così quanta RAM mi vede. Innanzitutto se si accende. No, così non si accende proprio. No. Così non si accende proprio. Ve l'ho detto, la compatibilità delle RAM. DDR400. Proviamo a vedere questa da quant'era. Proviamo a vedere questa. Queste sono le vecchie DDR400, ce n'ho un fiume, un vagone. Queste sono solo alcune, di quelle che ho. Vediamo così. Se no lascio con giga, però volevo mettercene due. Niente. Ma che è morto così sto PC. Stacchiamo un attimo la corrente. Stacchiamo corrente. Vai, fanculo. Oh. Vediamo se riparte. Non mi pare sia intenzionato a partire. Ok. Quindi pure questa al cinema. Vediamo innanzitutto se riparte da solo. Sì, da solo riparte. Ok. Io qui c'ho tutte queste altre che fanno, le metto a posto, mano a mano che le uso le metto a posto così. No, questa non è DDR, questa è una DDR troppo DDR. Questa è una DDR 400. Andiamo a vedere. Elixir, 2000 marche di RAM, pure oggi ce ne stanno 2000. Le migliori sono sempre quelle. Le King sono i Corsair, quelle là. Allora andiamo a vedere. Beep. Col cavolo. Niente, questo oramai, sto slot secondo me è andato o slot perché non è possibile. Secondo me è andato o slot. Non è possibile che non è compatibile con niente qua. Prendiamone una a caso, eccola qua. Una a caso, questa può essere pure da 2,56. Ma... Andiamo a vedere. Niente, lo slot che è andato, vedete? Sì, se resetta tutto 2000 volte qua. Tutto, tutto, tutto. Strano, ma i condensatori qui stanno tutti quanti bene, non mi pare che ci stanno condensatori. Ma valla a capire. Io non mi arrendo, ce ne metto un'altra. Ok. Niente, vedete, non dà segni di vita, assolutamente. Quindi quello slot è andato delle RAM, perché non è possibile che di tutte queste RAM non ce n'è una che va bene. Quindi sto slot è andato, si vede che si era rovinato. Boh.
Allora, io adesso voglio fare però una prova per vedere che sia veramente lo slot. Questa RAM la metto sul terzo slot e non sul primo. Allora, ok, devo rimettere la scheda video e andiamo col triangolo. E infatti è lo slot che è andato, vedete? Vediamo quanta RAM mi vede, si capisce. 131, non ho capito. Andiamo a leggere quanta RAM mi vede, va? Si arrabbia. 1 giga 280, quindi è da 256 mega quella RAM là. Ma io volevo quella da 1 giga. Volevo mettere quella da 1 giga, qui ne devo dividere bene da 2,56 da... Vabbè, poi questa è una cosa che si può fare in separata sede. Più che altro vediamo se questa RAM è compatibile, perché se il sistema operativo mi ridà in errore è inutile. Vediamo un po'. Se parte il sistema operativo ci lascio questi 256 mega in più e via. Pip. Un giga 310 720. Plug and play. Plug and play, che vi ho detto che significa che le periferiche vengono attaccate e riconosciute dal sistema, al di là poi dei driver che eventualmente vanno installati. Vediamo se parte. Windows XP sta caricando. Lo sfarfallio non è del monitor e della scheda video del PC mio con Windows 7, che questo poveraccio è vecchiarello. Pure la scheda video è vecchiarella di questo PC. Andrebbe cambiata la scheda video, ma non le trovo più per questo PC. Allora, fatemi vedere. A me piacerebbe scaricare il programma Burning Test, ma poi non ci sta niente. Cioè, a parte che non ci posso mettere la rete attualmente, però. Allora, accessori Canon, DVD Decrypter, non saprei manco che lancio Word, PowerPoint. Guarda quanto ci mette poco a caricare PowerPoint, cioè ci mette meno questo che il PC mio, mannaggia. Vediamo a caricare un altro. Tra l'altro ho il mouse con la pallina, che è vero che lo pulisco sempre, però vediamo a caricare Excel. È vero che è una versione vecchia di Excel, però porca miseria, è uno spettacolo così. Adesso dopo gli SSD abbiamo raggiunto sta velocità. Word, tac, Word. Mamma mia che spettacolo, ragazzi. Lo so. Nuovo audio wave, poi qua dentro i documenti non ci sa niente proprio, musica. Bob Dylan, artista sconosciuto, vabbè. DVD Daniele, VTS Stream Information, ok. Log, My Albums, immagini. Vabbè, ci sono delle immagini campione, andiamo a vedere, va. Ancora si vede benissimo Windows XP, ok. Qui c'è sta la barra, questa è la barra della lingua per la tastiera. Qui c'è il Norton Antivirus, vecchissimo Norton Antivirus, eccolo qua, Norton Antivirus 2003. Cioè qui voi non so se lo riuscite a leggere, c'è scritto Norton Antivirus 2003, cioè questo fa storia, vedete? Leggete un po', Norton Antivirus 2003 della Symantec, Norton Antivirus 2003. Vabbè, insomma io con questo PC mi ci devo divertire un po', perché mo ci metterò sicuramente 1 giga di RAM e niente. Comunque, allora, per quanto riguarda, era rimasta un'ultima cosa in sospeso, per quanto riguarda, adesso leviamo questa e mettiamo quest'altra.
Per quanto riguarda questi masterizzatori di cui abbiamo parlato, era rimasta una cosa in sospeso, anzi lasciamolo pure qua e qua mettiamo le colline di Windows XP, va? Così si vede che questo è Windows XP, ok? Allora, che cosa era rimasto in sospeso? Mi scatta tutto, ma mi sa che sta scattando proprio parecchio, boh, ok, allora lì la copia sta andando, quindi... Allora, mi sfarfalla parecchio, devo sistemarla sta cosa. Allora, voglio vedere se la posso sistemare al volo, un attimo solo. Allora, qui posso chiudere questo. Ok, qua che caspito c'è? Niente, questo non lo posso chiudere. Vabbè, questo è restream, oh. Eh, va bene così. Allora, era rimasta la scritta Light Scribe. Allora, vi volevo far vedere, questi sono dei CD che io ho scritto con la Remage, che non sono Light Scribe, questi sono CD argentati sopra, fatti per la stampante, diciamo, questa era, diciamo, una stampante ad aghi, chiamiamola stampante ad aghi, sì, che, guardate, noi andavamo a incidere direttamente ciò che ci pareva sul CD. C'avevo un buon programma della Remage che mi permetteva di fare ciò che volevo sui CD o sui DVD. Questi erano i cosiddetti printable. Non è la tecnologia Light Scribe, Questa, attenzione, non è tecnologia Light Scribe. C'avevo un CD Light Scribe che avevo fatto, che mi era stato regalato, ma non l'ho trovato al volo. Però guardate pure sui CD bianchi come si poteva andare ad incidere. Ovviamente noi avevamo la Remage bianco e nero, quindi andavo a scrivere sia su quelli argentati che su quelli dorati. Se cerco ce ne dovrebbe stare pure uno dorato. Guardate questi li ho fatti tutti io, mi sono divertito con la Remage, che era una stampante che scriveva direttamente sui CD e sui DVD, e noi avevamo i CD, sia questi argentati, sia quelli bianchi e sia anche quelli dorati. Non ne sto trovando nessuno di quelli dorati, mannaggia, perché c'erano anche quelli dorati, belli. Ah, guardate questo. Windows XP con SP3 italiano con drivers serialata originale. Questo era diciamo, la ISO della Microsoft, modificato integrando i driver del serialata, perché le primissime versioni di Windows XP erano fatte per le periferiche IDE, diciamo, e quindi come per lo SCSI, quando andavi a fare l'installazione necessitava dei driver e uno li andava a mettere da dischetto. C'era il dischetto con il punto inf, tu mettevi il dischetto, andava a leggere il punto inf, si copiava il sys e la DLL e allora potevi procedere con l'installazione, ti vedeva l'hard disk eccetera, e quindi potevi procedere con l'installazione. Se diversamente non avevi i driver non potevi installarlo. Allora noi avevamo modificato l'immagine ISO della Microsoft, non mi ricordo se l'avevo fatto io o qualche collega mio, ma io pure ero in grado, per andare a caricare in automatico durante l'installazione nella fase di installazione di Windows XP, diciamo, ad andare a trovare ed installare anche i driver delle periferiche serialata. Io sto continuando a sfogliare quelli che sono tutti i miei vecchi CD, tutta roba per Windows 2000 e Windows XP. Cioè, questa è tutta roba che risale alla prima metà, vedete, l'ERD Commander 2005, la prima metà degli anni 2000. Questo è l'ERD, Emergency Repair Disk. Altre tre lettere che vi spiego. ERD era una cosa che si era inventata addirittura anche la Microsoft, ti forniva del suo disco ERD, Emergency Repair Disk, ma noi avevamo un ERD nostro dove c'era di tutto per poter lavorare, per poter recuperare i dati. Era un Emergency Repair Disk nostro. Qua addirittura, qua che c'era, non mi ricordo più. L'ERD Commander 2005, che ve l'ho fatto vedere, questa è una copia. L'Encart, addirittura l'enciclopedia.
questo era il Ghost, chi è? Per farvi capire da quanto tempo io utilizzo il Ghost, questo è del 4 febbraio 2005, ma noi abbiamo iniziato ad usare il Ghost da quando uscì, mi ricordo, non so se era i primissimi anni 2000, perché noi quando abbiamo cominciato a, diciamo, a consegnare PC, dovevamo consegnare 1000-1500 PC a settimana. Stai buona, Biro? Buona. Allora, c'ho la cagnolina che abbaia. Allora, quando consegnavamo, che è arrivata Chiara? No, non è arrivata Chiara. Chiara è mia figlia, ancora non è arrivata. Sta al cinema. Allora, quando dovevamo fare consegnare tutti questi PC, il problema era installare il sistema operativo e tutti i driver standard aziendali con tutti i software standard aziendali dentro questi hard disk. Noi negli anni 90, seconda metà degli anni 90, infatti si installava Windows 95 o Windows 98 addirittura sui primissimi PC, i primissimi Pentium 3, molti Pentium 2, i Vectra VL erano tutti Pentium 2, anche i Pentium normali ho cominciato a consegnare io con i Compact Desk Pro, quelli erano Pentium 200, 200 mmx e sopra ci mettevamo prima Windows 95C e poi addirittura Windows 98, tantissimi Windows 98 ho consegnato, però dentro ci dovevano essere tutti i software standard aziendali, cioè quelli per cui l'azienda aveva l'accordo quadro con Microsoft e quindi ci voleva tanto tempo PC per PC andare a installare Office, WinZip, c'erano tanti Acrobat Reader e quella, cioè ci voleva un sacco di tempo. Allora che ci eravamo inventati? Questo ringrazio tanto il mio collega ed amico Daniele. Daniele, lui era un sistemista già all'epoca di Linux e di Unix e lui ci fece un dischetto avviabile. Noi avevamo fatto un hard disk principale, un sorgente, con già tutto quanto installato dentro e con il comando dd di Unix, che significava la copia del disco fisico, bit a bit, noi facevamo, diciamo, clonavamo senza ghost, senza niente, un disco su un altro, ok? All'epoca i dischi erano da 2 giga e 100, cominciavano ad arrivare quelli da 6 giga, da 8 giga e 4. Il problema era che quello copiava bit a bit, quindi i due dischi innanzitutto dovevano essere uguali, della stessa capacità. Se era più grande, questo comando di Unix ti faceva una partizione grande come il disco sorgente. Quindi se tu avevi un disco sorgente da 2 giga e 100 e un disco destinazione da 8 giga, lui ti faceva una partizione da 2 giga e 100 se c'era un'unica partizione nell'originale e poi tu il resto lo chiamavamo come work, diventava D. Praticamente facciamo un'altra partizione e quindi c'era il disco col sistema operativo e tutti i programmi e poi il disco dati, disco work. E questo, diciamo, fu utilizzato fino a che non uscì il Norton Ghost. Noi il Norton Ghost l'abbiamo usato tantissimo, abbiamo fatto i server di rete con tutte le immagini disco, come vi ho fatto vedere. Noi avevamo diversi tipi di PC che consegnavamo, come abbiamo detto, HP Vectra, Vectra VL, VL400, Vectra VE, VI8, VI6 e ogni computer aveva il suo Ghost dedicato perché all'epoca, subito dopo Windows 95 e 98 che partivano dovunque, poi dovevi soltanto installare i driver di un'eventuale scheda video diversa o scheda audio diversa o scheda di rete diversa, ma diciamo il sistema operativo partiva ovunque. Windows 2000 invece dipendeva molto dalla scheda madre e dal chipset, quindi se trovava un chipset diverso compariva quella schermata blu che abbiamo visto anche che compariva qui su Windows XP, perché non riusciva a trovare il driver dell'unità a disco, dell'unità di massa, dell'hard disk praticamente. E quindi noi avevamo optato per fare un ghost per ogni singola macchina, così mettevamo anche i driver perché a noi ci arrivavano tutte uguali. Tutti i VL VI6 per esempio avevano tutti la stessa scheda video, stessa scheda audio, stessa scheda di rete, quindi noi ne facevamo uno e poi lo replicavamo per 1000 volte. Ok? Poi magari usciva il VA8, cioè aveva una scheda video diversa, scheda audio diversa, scheda di rete diversa, tutto diverso e quindi facevamo un altro ghost, immagine GHO, mettevamo sul server e quello l'avevo tirato su io e si chiamava il ghost server e quindi noi avevamo un floppino che era questo, mi sa, no? No. Oh, questo è FixG,
Gina era un virus che ha fatto un disastro, Gina virus. No, era un dischetto che tirava su, diciamo, la rete e mi andava a mappare un disco, quindi io quando mettevo questo floppino partiva MS-DOS e noi facciamo soltanto, che ne so, lo mappavo su X due punti, Ghost, partiva il programma del Ghost, poi andavi sempre su X e ti trovavi il tuo bel Ghost del tuo PC e via rete lui si andava a prendere l'immagine GHO di quel PC, la metteva sull'hard disk e quindi poi resettavi pochissimi minuti, perché via rete poi in Ericsson noi quando siamo passati dalla rete coassiale alla rete Ethernet non siamo mai passati per il 10 megabit, noi subito direttamente a 100 megabit, quindi con una rete così veloce, anche se il server stava molto lontano da dove stava il cliente, andavamo direttamente sulla scrivania del cliente addirittura a fare questi ghost, tanto ci volevano ma neanche 10 minuti, proprio poco tempo per andare a installare il sistema operativo, poi glielo personalizzavamo davanti insieme al cliente stesso, configuravamo la posta, configuravamo diciamo quel poco che c'era da configurare l'utenza locale, poi diventa ovviamente tutto quanto in rete, venne fatto un dominio Microsoft dove ogni utente aveva la propria user ID e quindi a quel punto venne generalizzato tutto e l'unica cosa che noi dovevamo fare era mettere il client sul dominio, ok? Poi vi spiegherò bene l'architettura client server di Microsoft che ha rivoluzionato tutto, soprattutto nelle grandi aziende. Nelle grandi e grandissime aziende ha risolto un sacco di problemi con questo dominio Microsoft, prima con NT, che c'erano il primary domain controller e il backup domain, e poi con Windows 2000 con Active Directory proprio fatto la cosa migliore che si poteva fare per le aziende grandi e grandissime, ok? Va bene, io diciamo che questo vedo che funziona, io voglio vedere, che ne so, vabbè che questo purtroppo non è Linux, però volevo vedere tra gli screensaver, che screensaver c'erano, ma qua oggetti volanti 3D, poligono, cubi, gemme 3D che era, ma che era sto coso che si girava, ma non si potevano vedere sti cosi, tubi 3D era l'unico decente e tutti avevano sti tubi 3D, ma mettiamo un po' più velocità, un po' più veloce, ok, tinta unita, ma c'era pure da poter scegliere una trama, no? Ma sì, mettiamoci una trama così, vediamo quanto tempo ci mette. Proprietà, screensaver, prova, ho mosso. Veloce, non era male sto PC, velocino, velocino, dai, velocino, velocino. Allora, leviamo anche questa immagine che voglio rimettere un attimino. Dove sta, mannaggia? No, oh, eccola qua. Guardate, guardate. Non è male come velocità per essere un PC di 20 anni fa, Addirittura c'è il 2003 di Norton Antivirus, il NAV, come lo chiamavamo noi il NAV, che poi si chiamava NAV, Norton Antivirus, guardate come era veloce a disegnare i tubi. Spettacolo sti screensaver. Va bene ragazzi, non vi voglio, cioè una live di un'ora e 4 minuti, non voglio stare qui altro tempo. Non so se dirvi qualche altra cosa, vabbè, Powered by Asus, non c'è niente da dire. Se c'è qualche altro simbolismo che vi posso svelare, no, mano a mano che li troviamo, dai, ve li spiego. Quindi vi ridico brevissimamente si può dire, sì, è un avverbio, brevissimamente. Vabbè, in modo molto molto breve. Allora, diciamo i simboli che abbiamo visto principali, l'M-Disk. L'M-Disk abbiamo visto che era un disco, tra virgolette, garantito a vita, di un supporto particolare, quindi avevi bisogno di un particolare supporto e particolare masterizzatore per andarlo a scrivere. Poi abbiamo visto il Secure Disk, che era una tecnologia adottata dal software nero
da alcune case di masterizzatori che facevano le unità ottiche. A quel punto tra l'unità ottica che riusciva a leggere il second disk e il software nero che riusciva a scriverlo e a leggerlo, a quel punto si potevano fare dischi criptati, ok? Poi vabbè, abbiamo visto la scritta Blu-ray disc, l'HD DVD, High Density DVD, abbiamo parlato un po' in generale pure del Light Scribe e della stampa direttamente sui supporti dal lato superiore, quindi dal lato inferiore c'erano scritti i dati e dal lato superiore potevamo metterci dei disegni, ok? Poi diciamo altre cose, non me ne vengono in mente. Vabbè, abbiamo visto questo PC che ha uno slot dei RAM che praticamente non ci si può mettere niente perché non parte proprio il PC, quindi ho due slot disponibili. Adesso cerco la RAM da 1 giga e ci metto la RAM da 1 giga, e questo anche purtroppo lo terrò così. Che devo fare? Poi magari ne butterò qualcun altro, non lo so, però a me quando funzionano mi piange il cuore a stare lì a smontare, a fare e dire, e quindi magari questi adesso gli troverò un posto, tanto ce n'ho tanti da buttare che sono sicuro che non funzionano, quindi ne butterò tanti altri. Ok, allora forse oggi pomeriggio farò un'altra live perché devo fare un unboxing di quello scatolo che vedete lì, eccolo, questo scatolo qui devo aprire, ok? Quindi magari nel pomeriggio farò un'altra live, primissimo pomeriggio. Per adesso Reni Retro vi ringrazia, vi invita a visitare i siti classe74.it oppure anche starwarsstore.it o anche legolando.it o tutti gli altri siti che vanno qui sopra, che sono passati qui sopra, che trovate anche in descrizione. Vi volevo consigliare anche di visitare magliettevintage.it perché è un bel sito a cui ci ho dedicato diverso tempo e quindi vale la pena visitarlo. Visitate anche il mondo del vinile.it, ok? Grazie mille di essere stati qui con me. Io vi lascio con la mia sigletta, chiamiamola così, di chiusura, quindi questa qui, e ci vediamo alla prossima live, non so quando sarà. In chiusura vi dico che sono le ore 12:20 di questo lunedì 10 febbraio 2025. Un saluto da Reni Retro. Ciao a tutti, grazie di essere stati con me e di aver visto un po' di storia di computer. Ok? Grazie di nuovo.
Thank you.